quando, in ossequio alle disposizioni canoniche, conclusi il mio ministero patriarcale in questa nostra Chiesa, presi la decisione di rimanere a Venezia. Dopo 23 anni di servizio, umile quanto volete, a questa comunità io non avevo altra famiglia che questa. Martedì 12 maggio ricorre a Venezia il 6° anniversario della morte del cardinale Marco Cè, tra i pastori più amati in Laguna. Il patriarca Francesco Moraglia, che lo ha sempre voluto accanto, guiderà dalla cattedrale la preghiera di suffragio, cui si potrà partecipare da casa collegandosi in streaming. Don Giovanni Nicolini, vicario episcopale emerito alla carità dell'Arcidiocesi di Bologna, fondatore delle Famiglie della Visitazione e amico fraterno del cardinale, racconta per noi i primi passi episcopali del giovane vescovo Marco nell'Arcidiocesi di Bologna. Per noi il vescovo Marco è stato proprio un padre, ma di più è stato anche un fratello, un amico, per certi aspetti addirittura un figlio. Il 7 dicembre 1978 viene nominato da Papa Giovanni Paolo II patriarca di Venezia e entra in diocesi ufficialmente il 6 gennaio dell'anno successivo. Da allora, con il fedele segretario Monsignor Valerio Comin sempre accanto, non ha più lasciato Venezia fino alla morte. Creato cardinale il 30 giugno 1979, rimane alla guida della diocesi lagunare fino al 3 marzo 2002, quando, per raggiunti limiti di età, accoglie in basilica il suo successore Angelo Scola, con cui è legatissimo. Cè viene sepolto il 17 maggio 2014 nella cripta della Basilica, vicino alla tomba dell'Evangelista Marco, patrono della città, a ribadire il suo legame indissolubile con Venezia e i veneziani.